Buongiorno cari amici, benvenuti anche a questa piccola live splash del vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo di un circuito che più che un circuito quadrante, si può definire anche un circuito radionico in cui chiaramente deve essere abbinato alla locale per come si può dire, il lavoro. Però ipotizziamo che a un certo punto della vostra vita voi vi rendiate conto che la situazione è un po' difficile perché magari avete fatto dei giuramenti o avete fatto degli incantesimi, insomma, vi rendete conto che c'è qualche cosa che non va nella vostra vita. Allora si può utilizzare questo circuito che rappresenta un po' in forma molto stilizzata una tartaruga. Perché la tartaruga? Perché la tartaruga è un simbolo che in alcune culture, in alcune conoscenze, sebbene sembra un animale lento, sembra un animale debole, in realtà è un animale che, a parte la medusa, campa molto e non dico che è aggressivo, però insomma sa come difendersi. Quindi la tartarughina rappresenta in alcune culture, in alcuni gruppi esoterici, un fortissimo difensore, un fortissimo animale con una fortissima egregora che difende. Se abbiamo usato l'egregora dell'ape per il lavoro, la tartarughina, anche nell'ambito militare, è un simbolo di forza, perché almeno a me mi hanno spiegato così, che quando si dice la tartaruga bisogna tremare, per il semplice fatto che capite anche voi che i prigionieri trasformati in tartarughe hanno le gambe e le braccia corte. Quindi io non dico niente perché sapete che il Marietto le cose non le dice e non le fa, però quando uno viene trasformato in una tartaruga, c'è poco da fare nella vita perché gli partono le braccia e le gambette. Per questo è un simbolo molto, molto potente, in ambiti militari e anche esoterici. Quindi questo circuito può essere tranquillamente utilizzato per evocare, cioè per invocare in questo caso qua, invocare ed evocare in ogni caso una forza che allontani le maledizioni, i giuramenti, gli incantesimi e tutte quelle cose che magari pensate che qualcuno ha mandato addosso. Quindi è un simbolo molto particolare che non tutti conoscono, che più di una volta come si suol dire, è stato travisato perché la tartaruga si vede come un animale docile, debole, però nel campo esoterico appunto militare è un animale che quando si dice tu diventerai una tartaruga, si capisce che gli si corsceranno le gambette e le braccette. E alcuni servizi segreti, a parte i film di 007 che sono invincibili, quando prendono un nemico lo trasformano in una tartaruga. Quindi, quando voi vi sentite sotto attacco perché vi hanno fatto una maledizione, un giuramento, voi avete fatto magari i vostri antenati al vostro posto, o degli incantesimi, allora per incominciare ad allontanare queste situazioni, cosa fate? Ad esempio, se vi hanno fatto una maledizione e sapete chi è la maledizione, chiaramente mettete il testimone del vostro bersaglio, no? E scrivete sopra alla tartaruga, chiedete alla tartaruga di allontanare la maledizione o il giuramento che avevano fatto o l'incantesimo. Poi prendete il vostro pendolino e lo fate andare in senso mm, orario, fin quando non si ferma. Il consiglio del Marietto, però, prima di attivarvi in queste direzioni, prendere anche il circuito che vi dà l'intuito, l'istinto, le competenze. Quindi alcune volte per muoversi bisogna utilizzare anche questo circuito. Se non sapete come utilizzarlo, andate a cercare le pillole che il Marietto fa. Allora, ritorniamo sulla tartarughina. La tartarughina è un simbolo potente nell'esoterismo, in alcuni ambienti esoterici. mm.
Perché voi dovete sapere che ogni energia, ogni forza ha due facce, quella buona e quella meno buona. Se voi non vi sentite di utilizzare quella meno buona, no? Perché vi sentite oppressi e via dicendo, e non volete usare questo circuito, contattate il Decano Marietto Veneziano, che noi queste cose qua le facciamo in modo professionale. Quindi se non vi sentite di utilizzare questi circuiti, perché sapete che ogni energia è doppia, sia nel bene che nel male, potete semplicemente contattarci per un consulto e poi un preventivo. Però ritorniamo a noi, fatto questo, no? È messo dentro il testimone a tartarugina, usate una bella losanghe, mettete il testimone che avete valorizzato minimo o massimo un mese e mezzo, e poi lo sparate, lo lanciate con questa losanghe. Ecco. Questo è per spiegare come utilizzare nel modo più semplice il simbolo della tartaruga, che è sì un simbolo di amore, di benevolenza, però in alcuni campi esoterici, in alcuni campi militari, la tartaruga è un simbolo che fa tremare le gambette, e quindi meglio o più, chi meglio potrebbe essere utilizzato per allontanare maledizioni, dei giuramenti, degli incantesimi negativi. Ecco, questo è un esempio in cui si può utilizzare questo circuito. Ce ne sono chiaramente molti altri, però in questo caso il Marietto e la Hilde hanno usato questo circuito per queste operazioni, per difendere i propri committenti, proteggerli da incantesimi, maledizioni, voti e quant'altro, magari fatti anche a loro insaputo. Bene, cari amici, grazie e alla prossima.